Tutto nasce da una segnalazione da parte di un cittadino arrivata alla sala operativa del 113 intorno alle 3 del mattino, con il quale si segnalava la presenza di due individui sospetti che stavano armeggiando sul portellone posteriore di un furgone. A volte anche l'insonnia può avere i suoi lati positivi, che in questo caso sono gli arresti effettuati dalle volanti della Questura di Treviso, che ha scoperto e fermato la scorsa notte a Sant'Antonino un trio specializzato in furti nei cantieri edili. Il copione era sempre lo stesso. Due uomini individuavano il furgone con dentro l'attrezzatura, forzavano i portelloni per poi razziare tutto il possibile, mentre la compagna di uno dei due faceva da palo all'interno dell'auto pronta per la fuga. All'interno dell'auto, utilizzata da questi soggetti, una station wagon di colore scuro, abbiamo trovato numerosa refurtiva, per lo più materiale edile, di cui anche una parte aveva il marchio da parte di una impresa di Castelfranco, e quindi, contattato anche il responsabile dell'impresa, abbiamo scoperto che durante la notte anche lui aveva subito un furto all'interno del proprio furgone. Tutta la refurtiva poi veniva stoccata nel garage di casa, trasformato in magazzino, probabilmente a disposizione di chi poi ricettava le singole strumentazioni da inviare all'estero. Una vera e propria ferramenta professionale e illegale, gestita da una coppia italiana di 34 e 39 anni con residenza a Preganziol, dove gli investigatori si sono recati dopo aver scoperto la mole di refurtiva presente nell'auto dei ladri.